Focus bollettino colture erbacee, aggiornamento. Siamo nei momenti decisivi per quanto riguarda il controllo della piralide, quindi oggi affrontiamo la difesa integrata alla piralide nelle fasi più importanti della stagione. Siamo ancora in piena ovideposizione, è facile trovare sulle piante delle ovature. Le ovature con queste temperature schiudono oggi in 4-5 giorni, quindi si possono riconoscere quelle più fresche e quelle con qualche giorno in più. Le ovature appena deposte hanno un colore bianco lucido, man mano si ingialliscono e verso il quarto o quinto giorno si formano i puntini neri che sono le testine delle larvette che stanno per uscire. Quindi è possibile anche capire sulla stessa pianta l'età delle ovature deposte. È venuto quindi il momento di monitorare, come abbiamo detto nella scorsa puntata. È possibile monitorare sia la densità delle ovature sia la presenza di larvette sulle spighe, per poi decidere se eseguire un trattamento di controllo o meno. Sulla base dei campionamenti che stiamo facendo noi nelle diverse zone della regione vediamo una grandissima variabilità, oltre a una variabilità storica tra la parte sud-occidentale della regione, soprattutto la provincia di Rovigo e la Bassa Padovana, dove le popolazioni sono normalmente più elevate del resto della regione, con densità di ovature che sono arrivate anche in certi appezzamenti a più di 10 ogni 100 piante. Abbiamo anche una variabilità all'interno di ciascuna zona, cioè sempre nelle zone dove le densità di popolazione sono più elevate abbiamo appezzamenti sotto la soglia di danno e abbiamo appezzamenti ampiamente sopra la soglia di danno. Molto più basse sono ancora le popolazioni nella parte centro-orientale della regione, dove la maggior parte dei rilievi fatti indica una popolazione sotto le soglie di danno, quindi sono da controllare successivamente. Monitoraggio, perché c'è una grande variabilità e quindi ci sono decisioni diverse a seconda delle zone e, come abbiamo spiegato, a seconda della tipologia del mais che dobbiamo proteggere. Leggete il bollettino dove tutte queste differenze sono ben evidenziate. Inoltre dobbiamo sempre considerare che ci sono alternative non chimiche dove i nostri rilievi hanno evidenziato il superamento della soglia. Sono in corso nelle nostre aziende pilota delle prove utilizzando il Bacillus thuringiensis quale alternativa ai prodotti chimici, e anche tra i prodotti chimici, come prevede la difesa integrata, ci sono delle scelte da fare. Ci sono prodotti selettivi e prodotti non selettivi. Noi dobbiamo privilegiare, per le motivazioni che abbiamo ampiamente descritto, i prodotti selettivi. In più, sempre nei principi della difesa integrata, troviamo l'indicazione di andare poi a controllare il risultato delle nostre decisioni. E quindi sempre anche a livello aziendale è importante vedere, lasciare dei non trattati o dei trattati per controllare la bontà della decisione e capire sempre di più ed essere sempre più efficienti nel futuro. Nelle nostre aziende pilota potete trovare adesso, e poi avrete i risultati, delle prove in cui confrontiamo il trattamento chimico di sintesi con le alternative non chimiche, il Bacillus, diversi prodotti a base di Bacillus thuringiensis, e quindi potremo vedere sia se il trattamento conveniva e confrontarlo con i livelli di popolazione accertati al momento delle verifiche, e potremo anche valutare l'efficacia di diverse soluzioni per controllare la piralide. Alla prossima!